Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo qua nel banchetto ad Adria a sostegno di Giorgia Meloni e per Fratelli d'Italia. Tra gli altri siamo con Luca De Carlo, che è il coordinatore regionale. Allora, innanzitutto sembrerebbe che avete il vento in poppa, o sbaglio? Beh, insomma, questo lo diranno gli italiani il 25 di settembre, basta aspettare ancora un mese, intanto cercheremo di convincere quanti più italiani possibile della bontà del nostro progetto. Non è granché difficile, oggi la gente ci riconosce, oltre che la coerenza, anche il fatto di essere a supporto delle imprese di quel Veneto che lavora e non si arrende al reddito di cittadinanza. Ecco, non cercando di guffare, però Mattarella il 26 dà l'opportunità a voi di governare l'Italia. Le prime cose che farete per il Delta, visto che siamo qua, o perlomeno per la provincia di Rovigo? Innanzitutto faremo capire col nostro operato e non solamente con le parole che per noi non esistono zone marginali o zone di serie A o di serie B. Tratteremo tutti i territori come abbiamo sempre trattato nelle nostre amministrazioni. Quando abbiamo amministrato, e bene, le regioni, cito Lazio e le Marche, abbiamo dato ai territori, quelli che qualcuno definisce marginali, il massimo della centralità. Faremo la stessa cosa anche a Rovigo, e tra l'altro io poi provengo da un territorio che ha più o meno le stesse caratteristiche, cioè di marginalità secondo qualcuno, cioè la provincia di Belluno, che sarà sicuramente al centro del nostro agire. Candidato per Fratelli d'Italia, Bartolomeo Amidei è una persona di grandissima esperienza politica, ricordiamo è stato già senatore, e quindi anche a lei la domanda: va in Parlamento, cosa farà per il Delta in particolare? Sì, allora io spero innanzitutto di ritornarci in Parlamento e aspiro a questo ruolo non certo per comodità che non mi appartiene come cultura, ma per la voglia di fare e continuare a fare ciò che avevo iniziato. Quindi in particolar modo il Delta del Po come area turistica a cui merita e gli deve essere riconosciuto un ruolo primario da un punto di vista turistico, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo di quest'area da un punto di vista del terziario, ma anche da un punto di vista di attività industriali che vengono sempre meno, quindi cercare di rilanciare quest'area. Ma rilanciarla come? Perché sono sempre parole fatte sotto certi aspetti, preconfezionate. Realmente dovremmo cominciare a pensare di attuare quella rete viaria a cui si parla da tanti anni, del prolungamento della Transpolesana fino ad Adria, che non è mai stata fatta. L'ideale sarebbe fino alla Romea, per consentire un transito facile delle merci. Ma io vorrei anche riprendere un aspetto importante che riguarda tutti i cittadini, che io più volte lottai per ripristinare l'emendamento che era stato stralciato in quell'articolo di legge, per riportare l'ammontare dell'accisa del rigassificatore come sconto alla pompa sul carburante dei residenti nel territorio dove insiste il rigassificatore, che vuol dire tutta la provincia di Rovigo, cioè valori enormi per abbassare il costo del carburante. Questa non è fantapolitica, signori, esisteva questo, è stato tolto, esisteva, è stato tolto, mi sono battuto e spero di ripristinarlo, perché questo dice la legge: dove insistono coltivazioni di idrocarburi, estrazione di carburi o rigassificatori, l'ammontare dell'accisa va riversato come sconto alla pompa sul carburante. Io mi auguro di poterlo fare, è molto ambizioso perché parliamo di valori enormi che inciderebbero sensibilmente sulla riduzione del costo del carburante alla pompa, ma ci provo anche in questo aspetto. Provo a valorizzare il nostro Delta del Po, tutta la provincia di Rovigo, da Melara, Bergantino fino a Mare, perché il Polesine, lungo e stretto, 135 km, merita di essere valorizzato tutto. Terra sensibile, ma di grandi valori, di grandi opportunità, partendo dal distretto della Giostra, dell'Alto Polesine, fino al distretto ittico che abbiamo qui nel Delta del Po. Realtà importanti in Europa, una provincia che ha bisogno di un rappresentante e non di essere sempre considerata la Cenerentola e quella provincia che non conta mai nei tavoli romani.